Eder. Mech. Pallister. Caso Liliana Resinovic, la frattura T2 finisce sotto inchiesta. Il tecnico dell'autopsia ora è indagato. Nel caso di Liliana Resinovic si apre un nuovo fronte, legato a uno dei punti più discussi degli ultimi mesi, la frattura della vertebra T2. Su quella lesione oggi esiste un fascicolo autonomo e c'è un indagato. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, è stato riconosciuto come persona offesa. A darne notizia è l'avvocato Nicodemo Gentile, che parla di un passaggio decisivo per fare chiarezza su quella che definisce una vicenda torbida legata proprio alla vertebra T2. Liliana Resinovic, 63 anni, scompare da casa il 14 dicembre 2021. Il suo corpo viene ritrovato il 5 gennaio 2022 nei giardini dell'ex Oppi di Trieste, insacchettato con il capo avvolto nei sacchi e il corpo posizionato in modo anomalo. Per la sua morte è indagato il marito, Sebastiano Visintin, al centro di un'indagine che per lungo tempo ha oscillato tra l'ipotesi di suicidio e quella di omicidio, con una prima fase in cui la tesi autolesiva sembrava prevalere. Questa prima lettura nasce dalla prima autopsia del 2022, firmata dal medico legale Fulvio Costantinides con la collaborazione del radiologo Fabio Cavalli. In quella fase il quadro generale viene considerato compatibile con un gesto volontario e non emergono, secondo quella relazione, elementi ritenuti certi per parlare di omicidio. La famiglia di Liliana, però, non ha mai accettato quella conclusione e ha chiesto fin da subito nuovi accertamenti medico-legali. La pressione dei familiari e dei loro legali porta, con la riapertura delle indagini nel 2023, alla nuova autopsia affidata all'antropologa forense Cristina Cattaneo. Nella sua relazione vengono segnalate diverse lesioni sul corpo di Liliana ritenute non coerenti con un suicidio. L'insieme dei segni descritti viene interpretato come compatibile con un'azione di terzi, quindi con una possibile morte violenta. In questo quadro si inserisce la frattura della vertebra toracica T2, divenuta in breve il centro di una vera e propria battaglia tra consulenti e parti processuali. A un certo punto entra in scena il tecnico anatomico Giacomo Molinari, che aveva partecipato alle manovre preparatorie per l'esame autoptico nella sala anatomica dell'obitorio di via Costalunga. Il tecnico si presenta spontaneamente agli inquirenti e dichiara di non poter escludere che proprio una sua manovra, eseguita sul cadavere, possa avere provocato quella frattura. Questa dichiarazione è esplosiva. Se la frattura fosse stata causata dopo il ritrovamento del corpo, in fase di gestione tecnica del cadavere, quel segno non potrebbe più essere considerato un indizio riferibile al momento della morte, ma soltanto un danno postumo. Di conseguenza, uno degli elementi che spingono verso la pista dell'omicidio perderebbe forza. Non sorprende che la difesa di Sebastiano Visintin abbia fatto leva con decisione su questa versione, insistendo sul fatto che la T2 potrebbe essere un esito accidentale delle manovre in obitorio e non il risultato di un'aggressione. Successivamente, però, vengono eseguiti nuovi accertamenti tecnici, dai quali emergerebbe che la frattura della T2 risultava già presente nel momento in cui si stavano svolgendo le operazioni preliminari all'autopsia. In sostanza, secondo questi riscontri, la vertebra era già lesionata prima degli interventi effettuati dal tecnico anatomico, quindi non sarebbe stata provocata da lui durante quelle manovre. Questo scarto tra quanto ipotizzato o dichiarato e ciò che viene fuori dagli esami successivi spinge la famiglia Resinovic a chiedere che si faccia piena luce sull'intera vicenda. A questo punto interviene direttamente Sergio Resinovic, che presenta un esposto chiedendo accertamenti rigorosi sulla storia della frattura T2, chi è intervenuto, in quale fase, con quali manovre e con quali conseguenze sul quadro medico-legale complessivo. A seguito di questo esposto, la procura apre un fascicolo ad hoc. In tale procedimento Sergio viene riconosciuto persona offesa e viene iscritta una persona nel registro degli indagati. Secondo quanto riferito dall'avvocato Nicodemo Gentile, l'indagine riguarda fatti che si collocano a partire dal 7 maggio 2025, periodo in cui il tecnico anatomico si sarebbe presentato per riferire le proprie dichiarazioni sulla possibile origine della frattura. Il legale individua esplicitamente nel tecnico anatomico Giacomo Molinari la persona indagata
e lo descrive come l'unico soggetto per il quale l'autorità giudiziaria ha disposto un approfondimento formale rispetto a quanto dichiarato in relazione alla T2. Il cuore del nuovo fascicolo sembra quindi concentrarsi sulla coerenza tra le dichiarazioni rese e i dati oggettivi emersi dai successivi accertamenti, oltre che sull'effetto che quella versione può avere prodotto dentro e fuori l'aula, sul dibattito pubblico, sulle valutazioni degli esperti e sul confronto tra le parti su suicidio e omicidio. Nella lettura dell'avvocato Gentile, l'apertura di questo procedimento separato consente di considerare superata la querelle sulla T2 all'interno del fascicolo principale sulla morte di Liliana. Non perché la frattura perda importanza, ma perché la sua gestione, la sua interpretazione e la narrazione di come e quando sarebbe stata causata vengono ora esaminate in una cornice autonoma. La frattura resta un dato tecnico, ma l'attenzione giudiziaria si sposta su chi vi ha messo le mani e su come quel dato è stato raccontato. Parallelamente prosegue il procedimento in cui Sebastiano Visintin è indagato per omicidio volontario, con tutte le contrapposizioni tra consulenze, perizie e ricostruzioni alternative e scontri tra familiari. Da un lato c'è il marito che chiede una nuova grande perizia medico-legale, sostenendo che sia l'unico modo per arrivare alla verità. Dall'altro c'è il fratello Sergio che, pur puntando sulla piena trasparenza, contesta alcune impostazioni e non nasconde di considerare certi atteggiamenti come un solito show. Per la famiglia Resinovic, il riconoscimento di Sergio come persona offesa e l'iscrizione del tecnico anatomico nel registro degli indagati sono un segnale preciso. La vicenda della vertebra T2 non è un semplice dettaglio, ma un passaggio chiave per valutare la credibilità delle diverse ricostruzioni sulla morte di Liliana. E il caso, a quasi 4 anni dalla scomparsa, continua ad arricchirsi di nuovi capitoli giudiziari che ruotano non solo attorno a che cosa sia accaduto, ma anche a come quel corpo sia stato trattato, esaminato e raccontato. Arriva quindi la conferma del fatto che Molinari è indagato. Non è una novità perché ne avevamo già parlato da venerdì. Dopo la puntata di Quarto Grado questa notizia era uscita, anche se non era subito stata ripresa dai giornali. Invece siamo ancora in attesa della decisione sulla possibilità di una nuova perizia medico-legale. In questo caso da ieri gira l'indiscrezione che la richiesta di Sebastiano sia totalmente stata rifiutata. Le notizie di stamattina sembrano confermare ancora una volta l'anticipazione di ieri. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.